Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata del Salotto di Pamela. Come sempre sapete, sono felicissima di darvi il benvenuto qui in questo spazio meraviglioso realizzato in modalità totalmente sostenibile ed ecologica. Approfitto anche di salutare tutti i brasiliani che ci stanno guardando in streaming direttamente dal Brasile in questo momento. Saudações a todos os brasileiros que estão seguindo nessa noite maravilhosa desse meu programa. Un beijo para todos vocês. Continuiamo con la nostra presentazione. Ringrazio anche tutti i nostri ospiti di aver appunto accettato il nostro invito e anche di conoscere la loro storia, la loro passione e il percorso che li guida ogni giorno, raccontandoci insieme a noi come siano riusciti a trasformare le proprie idee in progetti concreti. Ed ora partiamo con la prima presentazione, a conoscere appunto i nostri ospiti. Come primo ospite abbiamo qui con noi Matteo Senno. Lui è consigliere del comune di Venezia e consigliere della città metropolitana di Venezia con delega allo sport. Buonasera signor Matteo. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Grazie a lei. Oggi invece parleremo anche di dolcezza, tradizione e passione artigianale. È con grande piacere che vi presento Enrico Prosdocimi, anima e volto della pasticceria Prosdocimi, una realtà storica e molto amata a Zelarino e a Martellago. Buonasera signor Enrico, anche a lei. Buonasera a tutti. Buonasera. È con noi poi Moreno Barel, titolare di Mercante d'Olio MDO, una realtà che rappresenta l'olio extravergine di oliva di eccellenza delle campagne venete. Quindi come sapete anche l'olio d'oliva è anche un alimento antichissimo, da sempre considerato anche quasi taumaturgico, diciamola così, no? Moreno, buonasera anche a lei, grazie di aver accettato appunto il nostro invito. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Grazie. Poi passiamo invece, oggi parleremo di eleganza, accoglienza e umanità. È con grande piacere che diamo il benvenuto a Igor Battistini, maître del caffè Florian e sommelier del tè. Buonasera signor Igor, anche a lei. Buonasera, grazie dell'invito. Poi pensate, direttamente da Italia's Got Talent è venuto a cantarci, a trovarci, che è veramente un'emozione unica, e direttamente anche da Ancona, perché si è fatto un bel po' anche di strada, e lo ringrazio anche nuovamente, David Mazzoni, che ci canterà proprio con la sua voce lirica, diventato anche famoso per quanto appunto riguarda la partecipazione di Italia's Got Talent. Però voi rimanete lì perché ci sarà comunque da divertirsi, ci sarà anche da emozionarsi e ci sarà anche storie tutte da scoprire in questa meravigliosa serata di domenica. Pronti per cominciare? Prima domanda la faccio subito al signor Matteo Senno perché il tempo è veramente pochissimo e quindi purtroppo sempre un'ora che mi lasciano disponibile. Partiamo dall'inizio allora, signor Matteo. Cosa significa oggi per lei avere la delega dello sport in un territorio così complesso e straordinario come quello veneziano? È una grande opportunità, abbiamo tante realtà sportive, tante società sportive che stanno lottando ai vertici dei tanti campionati di tutti gli sport e noi come amministrazione abbiamo il compito di supportarle e creare delle infrastrutture moderne, funzionali e sicure per i giovani e per i professionisti, e su questo in questi anni abbiamo lavorato molto. La ciliegina sulla torta dei tanti impianti sportivi è il nuovo Bosco dello Sport che sta sorgendo a Tessera e che prevede un nuovo stadio da 18.500 posti e una nuova arena indoor da 10.000 posti. Due strutture totalmente moderne, polifunzionali, che permetteranno lo svolgimento di partite di calcio, di rugby, di basket, di pallavolo ai massimi livelli e potranno anche ospitare eventi e concerti di assoluto valore internazionale. Oltre a questo abbiamo tutta una serie di progetti su tanti altri impianti sportivi su tutto il territorio comunale. Quello che pensiamo è che bisogna valorizzare tutti i quartieri del nostro territorio, Marghera, Favaro, Carpenedo, Lido, Murano, tutte le parti della nostra città con la stessa attenzione a tutti i quartieri e a tutti i cittadini della nostra comunità. Abbiamo riqualificato tanti impianti sportivi e ne abbiamo realizzati tanti altri. Infatti la mia seconda domanda che le stavo per fare è se avevate appunto iniziative o eventi nuovi anche da proporre, però lei giustamente mi ha già anticipato prima. Sono proprio contenta di questa vostra iniziativa, immagino anche che ne vada molto ma molto orgoglioso, giusto? Di quello sì, che sta il Bosco dello Sport era una richiesta dei cittadini da anni e anni, è circa
70 anni che la nostra popolazione, la nostra comunità aspetta delle strutture nuove e l'abbiamo promesso in campagna elettorale e siamo riusciti a realizzarlo con tanti sacrifici, ma andando a dare ai giovani delle possibilità che nel futuro li vedranno protagonisti. Noto infatti, signor Matteo, nel momento che parla insieme a noi, racconta questa sua iniziativa, c'è molta passione dietro tutto ciò. E le faccio una domanda un po' più personale, no? Che rapporto invece ha lei con lo sport? Io ho sempre praticato sport fin da piccolo, ho giocato tanti anni a calcio, poi mi sono dedicato alla palestra, ma ho provato un po' tante attività sportive e penso che la miglior prospettiva che bisogna dare ai nostri giovani sia iniziare a potenziare lo sport già all'interno delle scuole, già all'interno degli asili nido e alle scuole dell'infanzia. Quando parla appunto di livello psicologico che fa crescere proprio mentalmente, cosa intende? Siamo in un mondo che ormai i ragazzi vivono attaccati ai cellulari, vivono attaccati ai social in un mondo virtuale. Invece dobbiamo staccarli dal divano e creare vere esperienze in cui possano stare insieme, possano giocare, possano crescere e imparare anche a volersi bene tra di loro, a dare una mano agli altri e creare un rapporto di squadra tra i tanti bambini che ogni giorno e tanti ragazzi che ogni giorno invece magari a volte si isolano con un danno psicologico che tante volte non viene considerato, ma disturbi mentali colpiscono 4 milioni e mezzo di italiani ed è la principale causa di morte tra gli adolescenti tra i 12 e i 24, quindi è un dato che spesso è sottovalutato ma che invece bisogna portare all'attenzione dei media perché i disturbi psicologici sono veramente un danno per la nostra comunità e per i nostri ragazzi. Mi piace molto il discorso che ha fatto perché molte persone magari al giorno d'oggi credono che magari il psicologo sia un aiuto in più, ma io penso che l'aiuto anche in più, non dico che possiamo fare a meno alcune persone che appunto frequentano il psicologo, però è importantissimo anche fare sport, soprattutto per la mente, per la testa, per tenersi allenato e soprattutto anche farsi, non lo so, una camminata, una semplice camminata, io sono sicura. E se mi permette, penso che anche lei mi dà ragione in questo caso, che faccia appunto bene al corpo e alla mente, no? È proprio statisticamente provato che è una delle migliori medicine, una delle migliori terapie. Fare sport aumenta le nostre difese immunitarie, aumenta e stimola il nostro cervello, le nostre capacità poi di migliorarci le giornate ed è fondamentale non partire col pregiudizio se c'è la necessità di rivolgerci a un professionista come uno psicologo perché come quando ci facciamo male a una caviglia, a una gamba, a un braccio, andiamo dal dottore, prendiamo la medicina, la stessa cosa se c'è un problema a livello psicologico, mentale, bisogna andarsi a curare dal dottore, è la stessa identica cosa. Va bene, grazie mille Matteo, veramente ci ha indicato degli input veramente favorevoli e soprattutto anche che servono, che dall'altra parte aiutano proprio a tutti. Grazie, poi comunque approfondiremo ancora di più. Passiamo la parola a Enrico Prosdocimi, come vi ho detto prima, anima e volto della pasticceria Prosdocimi, una realtà storica e molto amata a Zellarino e a Martellago. Allora, Enrico, partiamo un pochino dall'inizio, no? Noi siamo golosi, sì. Noi che siamo un po' golosi, piace partire comunque, come le ho detto, dall'inizio. Come nasce la pasticceria Prosdocimi e da dove arriva questa passione per la pasticceria? Allora, la pasticceria Prosdocimi nasce, siamo nel territorio dal 1980, i miei genitori con mio zio e un cugino hanno dato via questa attività e praticamente i miei genitori hanno imparato il mestiere da uno zio che aveva 2 attività a Venezia, quindi hanno fatto l'esperienza e dopo si sono aperti qua a Zellarino. Ok, e invece a Martellago? A Martellago, infatti dopo siamo cresciuti anche noi, lavorando sempre in pasticceria, e nel 2018 siamo riusciti a ampliare questa attività con Martellago. Ok, e cosa ama di più del suo lavoro nel momento che crea, fa le sue creazioni? Sì, nel momento della creazione in laboratorio, fare gli impasti, sì, ho tutto. Insomma, adesso in questo periodo ci sono le frittelle. Che ho visto che ci ha portato, sì, infatti. Sì. Frittelle, gallani al forno, gallani fritti. Dopo c'è la produzione dei lievitati con lievito madre,
di focacce, colombe, panettoni. E il vostro punto forte? Ma il nostro punto forte è la classica crema chantilly con panna, crema realizzata con uova fresche, e la nostra sfoglia, quindi la torta mille foglie, e dopo abbiamo anche la mousse cioccolato e mascarpone vaniglia, che è molto buona, e dopo va bene, siamo una pasticceria un po' classica, quindi meringate con frutta o cioccolato, Saint-Honoré, torte con creme, oppure da forno c'è la greca con pasta sfoglia e un impasto di mandorle, burro di zucchero e uova. Ok. Molto buona. Prima questa. comunque quando l'ho presentata abbiamo parlato che appunto è una pasticceria storica e molto amata sia a Zellarino che a Martellago. Sì. È amata secondo lei per come trattate appunto la clientela o diciamo per la golosità che date nel momento che viene il cliente? Beh, spero entrambi, insomma, perché il segreto è insomma, essere entrambi seguire bene la clientela e usare materie prime per i prodotti di qualità, insomma, riuscire a far venire fuori il meglio, insomma, del prodotto. Allora, signor Enrico, in un mondo sempre più veloce, no? Quanto è importante oggi mantenere viva la pasticceria artigianale? Ma con tutti i prodotti di qualità e adesso anche cominciando magari con prodotti anche per persone magari celiache oppure sì, altre tipologie di prodotti che Celiache, vegane, quindi fate sì, ok, qualcosa che di è vegano, cominciamo già qualcosa adesso a fare un po' di vegano. Ci vuole tempo perché insomma non siamo mai pronti, però bisogna ampliare un po' la gamma, insomma. Va bene, allora dopo comunque mi racconterà qual è il dolce che rappresenta un po' più la vostra storia, no? Sì. Dopo comunque torno da lei. Passiamo appunto la parola a Moreno Barella, come vi ho detto prima, titolare di Mercante d'Olio MDO, una realtà che rappresenta l'olio extravergine d'oliva, un'eccellenza dalle campagne venete, pensate. Allora, signor Moreno, un imprenditore, pensate, che ha scelto di dare dignità culturale all'olio extravergine d'oliva in Veneto. Moreno, come si sviluppa oggi la produzione dell'olio di qualità nella nostra provincia? È difficile perché produrre olio extravergine d'oliva in un territorio come il Veneto, che rappresenta lo 0,5% più o meno di tutto l'olio che viene prodotto in Italia, è molto difficile perché la nostra vocazione è produrre più che altro il vino, non tanto l'olio. Sì. E quindi ci manca un po' di competenza, mentalità e anche la consapevolezza ci manca di sapere appunto che l'olio extravergine d'oliva è un prodotto estremamente salutistico, nutrizionale, può essere utilizzato anche nel mondo dell'estetica e quindi ha dei valori incredibili che purtroppo non riusciamo ancora ad estendere in maniera molto più ampia il nostro territorio. E quando lei definisce taumaturgico, cosa significa? Che ruolo ha questo nome per lei, questa definizione? Ma diciamo che l'olio extravergine d'oliva, come ho detto prima, diciamo, è un prodotto estremamente importante per la nostra salute. Io stesso ne prendo un cucchiaio tutte le mattine. Ecco. Perché mi sono documentato, ho cercato di capire cos'è anche l'olio extravergine d'oliva, perché arrivo dal Prende mondo... un cucchiaino la mattina, no? Sì, un cucchiaino alla mattina, diciamo, ci rende, diciamo, elimina un po' le tossine e rende tutto, diciamo, la giornata anche più in maniera consapevole, no? Anche la giornata più bella, no? Diciamo. Sì. Poi si va in mezzo all'olivo, in mezzo all'oliveto e si lavora e si passa una giornata molto diversa da quello che facevo prima, perché io arrivo dal mondo industriale dove tutto era diverso, diciamo, quindi l'olivo e l'oliveto, diciamo, ha un contributo importante nella vita mia personale. Assolutamente, ma partiamo velocemente un pochino dall'inizio. Come è iniziato un po', perché ha deciso di scegliere appunto la strada dell'olio extravergine d'oliva, soprattutto in Veneto? Diciamo, è stato un po'
quasi un obbligo. Ah, ok. Perché io, come ho detto prima, io dal mondo industriale poi ho venduto l'azienda dove avevo una quarantina di dipendenti. Noi, è un'azienda che offriva servizi di packaging design e industrializzazione dei contenitori in PET nel mondo del beverage. L'ho venduta e ho comprato una collina. In questa collina ho trovato 1 migliaio di olivi e mi sono chiesto cosa fare con questi olivi. E prima ovviamente riuscivo a malapena a distinguere un olivo da un pero e quindi ho cercato di imparare. Mi sono buttato veramente a capofitto nel mondo dell'olivicoltura, cercando di imparare come trattare un olivo e come produrre olio extravergine d'oliva, il vero olio extravergine d'oliva. È una bella storia. E poi quindi ho trovato questi 1.000 olivi abbandonati e ho riqualificato l'intero oliveto e anche l'intero territorio, perché non ci sono solo olivi, ma ci sono anche boschi. Certo. Che ho pulito, bonificato, e quindi è un progetto che tuttora dura, è in una fase di completamento. Beh, comunque una bellissima iniziativa, comunque, prendere proprio questo olivo e dire cosa faccio? E detto aspetta. Sì, diciamo, ecco, ho scoperto che con l'olivo si fa l'olio d'oliva e quindi... Ecco, è qua con noi adesso. E quindi poi Sì. ti documenti e capisci quanto importante è l'olio extravergine d'oliva. Sì. E quindi ho cercato di valorizzarlo al massimo anche attraverso il packaging. Soprattutto per la nostra salute, no? Spesso ci inganniamo magari con i medicinali, no? I medicinali, che prendi il medicinale perché hai mal di testa, prendi il medicinale perché hai male alle ossa, non so, no? Magari l'olio extravergine d'oliva ha delle qualità maggiori che forse magari non sappiamo ad oggi, cioè magari non sappiamo ancora cosa fa questo olio d'oliva, no? Perché ha enormi diciamo, benefici. Sì, è un prodotto antichissimo. A parte il dietologo quando ci dice usate solamente un cucchiaio per l'insalata e dopo basta, perché l'olio extravergine d'oliva se non lo mangi e lo tocci col pane, che senso ha? Ma l'importante è trovare l'olio extravergine d'oliva nutraceutico, che è diverso dall'olio d'oliva extravergine d'oliva. Il nutraceutico vuol dire che ha dei parametri, l'acidità, i perossidi, i polifenoli, che sono gli antiossidanti, però per saperlo bisogna fare delle analisi chimiche. Immagino. Comunque dopo parleremo, seconda tranche parleremo come si riconosce un vero olio extravergine d'oliva, dopo comunque ce lo dirà. Passiamo appunto la parola a Igor Battistin, maître del caffè Florian e sommelier del tè. Un grande onore che è oggi qui con noi, signor Igor. Buonasera. Ad oggi qual è il cuore del suo mestiere secondo lei? Da dove è partito tutto? Ma diciamo parte tutto dalla scuola alberghiera che ho frequentato più di 30 anni fa e poi le esperienze che ho percorso in questo mio diciamo, periodo formativo, che alla fine mi hanno portato a diventare responsabile del reparto tavoleggiante al Caffè Florian. Successivamente nel 2017 ho voluto formarmi, ho avuto l'onore di conoscere Marco Bertone, il maestro, che mi ha specializzato per quanto riguarda il tè. Sono diventato un tea sommelier ufficiale, un maestro di cerimonia, ma più che altro un personal tea butler. Che cos'è? È una figura che io svolgo non solo all'interno del Caffè Florian, quindi io organizzo questi tè con le signore, ma sono riuscito anche a portarlo all'esterno, quindi ancora oggi dal 2017 frequento questi palazzi o alberghi dove ecco, io presento questo mio format. È un percorso, così è stato descritto da un giornalista, che parte diciamo, dalla Cina, d'altronde sono stati loro ecco, che ci hanno insegnato e ci hanno formato in materia, e attraversando l'epoca vittoriana, arrivando a quella bustina che tanti magari oggi la vedono magari in maniera diversa, però ecco, io sono abbastanza sincero, dico che a casa mia, ecco, è vero, esiste magari qualche foglia di tè che apprezzo molto, però anche una buona bustina di un materiale diverso, con una pezzatura della foglia
giusta, ecco, si può estrarre anche i principi attivi. Il tè, come l'olio e come il vino, sono ricchi di polifenoli, di antiossidanti, quindi io cerco anche di prepararmi quotidianamente, quindi è uno studio che ormai lo faccio da tanto tempo, per essere all'altezza, perché magari non solo al Florian ma anche a casa delle signore le domande sono molteplici. Come potete vedere, io ho portato degli oggetti che io porto praticamente appresso e organizzo questi tè vittoriani, non solo per le signore. Ho avuto anche l'onore di fare anche un tè dedicato a solo uomini, grazie diciamo, all'invito di un albergatore che comunque è l'Hotel Monaco di Venezia, dove ho servito il tè a un palato chiaramente diverso, perché come sapete le signore gradiscono magari un tè più delicato, mentre noi uomini abbiamo un palato un po' più rude. Allora ho cercato di abbinare magari un affumicato alla Churchill, che conosciamo molto bene, che porterò sicuramente anche al Florian, che poi sarà cornice a quei afternoon tea che noi tutti i giorni dalle 3 alle 6 svolgiamo all'interno delle sale del Florian. Fantastico, dopo comunque mi racconterà diciamo che cosa racconta il tè nel momento che una persona lo sceglie, perché sono curiosa. Va bene. Ok, noi adesso andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochi secondi. A dopo.